Popcorn, Dario Cangemi. Allora, Dino e Giulia, io volevo partire da questo, cioè quando si girano questi film comunque corali è fondamentale, no? L'intesa tra gli attori, lo sappiamo. Allora, quindi, com'è stata la vostra intesa? Da subito c'è stata, no, con questo cast che comunque da più di 5 anni già. Ma no, io ho già lavorato sia con Fabio, sia che con Giulia, anche con Valentina, sì. Ho fatto già un film con Adoro la Valentina. memoria di Dino. La memoria di Dino, chiedegli per favore i titoli. E anche con Alessandro come regista ho fatto due film, quindi insomma... Li conoscevi, Sì, sì. esatto, Beh, c'era abbastanza, una grande intesa. Io e Dino era la prima volta che facevamo marito e moglie e devo dire che secondo me siamo una coppia riuscitissima. Cioè, no, vorrei dire un po' i nuovi Brad Pitt e Angelina Jolie, mi sento di dire un po' Sì, una nuova coppia. più o meno, sì, sì, più o meno, sì, più o meno. più- Beh, più o meno. l'hai visto? Io l'ho visto, L'hai visto mezzo nudo che esce dall'acqua? Esatto, Che e cos'è? le tue parole che rievocano quasi. Le mie labbra tremano. Non so. Perché lei vive una Una realtà, scena- una vita parallela, cioè una una realtà... scena non- Personalità altamente erotica, multiple, sì, attenzione. esatto. Non è nella... No, però quindi no, c'è stata una grande intesa e questo secondo me si vede, si percepisce, noi ci siamo tanto divertiti, Alessandro Genovesi è un regista con cui non avevo mai lavorato, però con cui si è creato subito una grande simpatia e appunto è bello perché con lui ti senti libero di improvvisare, di aggiungere delle cose, di insomma divertirti veramente sul set sapendo che comunque lui è lì che ti protegge, nel senso che se poi fai di più ti limita, però è uno che è ben disposto all'intervento anche degli attori, ecco. Ti lascia divertire ed è proprio questo che volevo chiedere a Dino perché noto per la sua vena un po' comica, spontanea, se c'è stato spazio in questo film, in questo caso, un po' per, anche se vogliamo chiamarla, diciamo, volgarmente di improvvisazione o comunque come si è lavorato col testo. Ah sì, beh sì, con Alessandro è tutto così. Anche gli altri due film che ho fatto con Alessandro non c'è mai stata una linea più o meno generica, ma poi alla fine troviamo insieme le cose. Poi lui ha anche questa sua parte pugliese, Alessandro, perché Ti piace tanto, che sì. lui proprio adora e quindi no, quasi totalmente penso che Sì, di aver anche io. Abbiamo improvvisato aggiunto, sì, abbiamo... tantissimo. Viva l'improvvisazione. Giulia, la storia mette in scena ovviamente le differenze e incomprensioni tra due famiglie, poi in realtà si scoprono più simili del previsto. Come hai vissuto tu questo tema sul set e se c'è anche un messaggio, ma questo poi lo chiedo anche a Dino, un messaggio che speri, diciamo, speriate arrivi al pubblico? Ma proprio sul fatto che secondo me alla fine bisogna saper accogliere e accettare le diversità. Noi siamo due famiglie apparentemente molto diverse, però poi alla fine riescono a vivere, a convivere in maniera un po' sui generis, un po' divertente, però in maniera sana. E in più il fatto che mi piacerebbe che le donne che vedono questo personaggio così attenta, così vittima un po' di questo ruolo, no? Di questa mania del controllo, riflettesse su quanto un po' noi donne siamo vittime di questo perché un po' ce lo auto-infliggiamo, un po' la società ce lo impone, quello di essere sempre perfette, no? Sotto tutti i punti di vista, invece quanto è importante anche lasciare andare un po', no? Cercare di accettarsi anche nei difetti e anche nelle cose in cui non siamo, in cui non eccelliamo, ecco, cosa che il mio personaggio non fa e quindi vive secondo me proprio costretta dentro queste mura che si è disegnata intorno in cui tutto deve essere perfetto, bello, funzionale. Beh, sai, io alla fine offro a lui, a Fabio un lavoro, a lei un lavoro, cioè chissà come sarebbe il dopo, cioè loro vivono insieme, se appunto... Beh, tu avresti una relazione, tu avresti, no, tu, non tu credo ci perché proveresti, mi ha dato un bel due de picche, cioè non credo proprio. tu ci proveresti Io non all'ennesimo credo, guadagno. però al di là della... Il farfallone, è un al di là di farfallone. aver fatto un po' Il cretino hai fatto. Il provolone. Hai fatto il cretino. Il provolone. E io Però ti perdono. Al di là di questo, comunque, anche se sono due famiglie così diverse, ecco, è bello se dovessi arrivare questo, alla fine stiamo tutti nella stessa barca, cioè quello che vogliamo tutti è quello, cioè non è che tutti vogliamo amare ed essere amati. Brava, che frase potente. No. Poi c'è chi
sta più rigido, chi meno rigido, chi più aperto, chi meno aperto, Certo, però alla però- fine stiamo tutti nella stessa barca. Tutti desiderosi di amore. Ma certo. In chiusura sul genere, voi che rapporto avete oggi con la commedia, anche da spettatori? Perché comunque in Italia sta tornando a... Sta tornando. porta la gente al cinema finalmente negli ultimi mesi. Sì. Sì, Però sì, adesso sì. hai visto, siamo in classifica, ci sono i primi 3 posti, Però- 3 film italiani anche con generi diversi, quindi Esatto. questo secondo me è molto importante, perché per un periodo si è fatta fin troppo, Forse troppa troppa commedia. quindi ci stanno un po'. Invece adesso il fatto che c'è più varietà avvicina anche di più il pubblico, cioè c'è più voglia di anche vedere cose diverse. Io ho un rapporto ottimo con la commedia, è sempre stato forse, cioè, o almeno è stato il mio primo genere preferito Sì, quando ma ero poi una tu- bambina. Commedia che significa, cioè che Beh, che qual è la commedia? Cioè c'è commedia pure che ne so, ora voglio fare Dillo, nomi di film, dillo, però dillo, cioè, secondo me non c'è commedia o no, c'è un film che riescono e film che riescono meno, indipendentemente dal genere, genere. secondo me, io penso. Non lo Adesso so. per dire non esistono più i generi. Ma no, ma la Non c'è il cioè, genere. La commedia, tu intendi la commedia qual è? Quella dove, dove ridi? No, Cioè, no, anche- la commedia no, è cioè, la il film della leggerezza. Cortellesi è una commedia. Sì, sì, sì. Eh, Esce come sì. commedia. Sì. È una commedia, però non sembra una commedia perché c'è No, però ci sono dei però quella è una generi, no? Ci commedia, sono quindi dei qual è la generi. commedia? Quindi allora, quello che forse hanno stufato sono le commedie quelle. Troppo No, ecco, troppo ripeto, cacciarone. non è le commedie che sono film che sono riusciti meno rispetto ad altri. Non è la commedia in sé, perché la commedia alla fine sta. Cioè, È un ampio, diciamo, raccoglie dentro cioè, il il termine film di come Wim Wenders, quello di sto giapponese che fa le Sì. cose tutte, ma è una Sì. commedia quella? No. No, quella è una rottura di coglioni. e non voleva fare nomi, hai capito? No,